Il sentiero di Fruins di Luigina Lorenzini. Ricordi di Adriana Mecchia, classe 1936, Bruna Mecchia Iores, classe 1943 e miei di Luigina Lorenzini. Terza parte. Ultima curva, poi la fontana, altro luogo di sogno. È bella ancora adesso, con il selciato davanti e le case che sembrano fare cucù da lassù in cima. Erano fortunate le donne di Fruins. C'erano 2 vasche per lavare le lenzuola. La pulivano dalle alghe ogni 15 giorni. Prima la vasca grande, che usavano per lavare le lenzuola e i pannolini. Poi quella piccola. La si usava per dar da bere alle mucche e poi per risciacquare le lenzuola. Quella era la più pulita. Scendevano dal paese a prendere l'acqua. C'erano 2 strade, il viale a sinistra, ampio e con i gradini bassi, per passare anche con il bestiame, e la scalinata ripida e stretta per le case del lato destro del paese. È sempre stato bello Fruins. Dal terrazzo di Gildo si vedeva l'Arzino che serpeggiava giù per la valle e anche Chiamp. Gildo era un'istituzione. È vissuto a Fruins molti anni, da solo, con il suo cane. È stato l'ultimo a vivere nel paese. Mica per mancanza di iniziativa. Lui aveva passato la vita in Francia. Poi, un bel giorno, era andato in pensione ed era tornato a vivere lì. Lui, il telefono, il cane. Quando lo chiamavi in inverno, non c'era verso di sapere quanta neve ci fosse lassù. Ti diceva solo gli ultimi 10 centimetri che erano caduti. Non faceva caso a tutti quelli dei giorni prima. Un tempo invece ne cadeva tanta di neve. Quando nevicava non andavano a scuola. Uscivano tutti come formiche, uomini, donne, bambini, a pulire i sentieri per non rimanere isolati lassù, fuori dal mondo. I più forti davanti, gli altri dietro. Una volta era nevicato tanto e per tanti giorni. Ogni giorno la gente del paese si alzava e iniziava a spalare. Ogni sera riprendeva a nevicare e la neve ricopriva il sentiero. Ricordo che era alta, un pezzo più di me, ma non ti so dire quanto alta fossi io. Cantavano le donne di Fruins, si chiamavano da un balcone all'altro delle case. Cantavano le donne che erano a falciare su palas listas e rispondevano quelle dalla ropa, di fronte, sull'altra collina. Passo dopo passo sono arrivata in cima al paese e mi domando cosa dovrei fare per questo sentiero, se solo spezzare e gettare in parte i rami secchi che lo attraversano. Forse posso ascoltare tutte queste voci senza rovinarle, prenderle in mano come se fossero fiori e metterle in un racconto. Fine.